Buonasera a tutti, buonasera a chi ci sta seguendo qua in presenza, buonasera a chi ci sta seguendo da casa. Vi chiedo di accomodarvi, mettervi comodi e iniziamo questa serata lodando il nostro Signore con gioia, con un cuore aperto a poterlo lodare in verità e in amore. Vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento così possiamo iniziare il nostro primo canto. Vi chiedo di chiudere i vostri occhi in questo momento per poter pregare e poter iniziare il nostro culto. Grazie Padre per questo momento, Signore, ti chiediamo che quest'oggi, Signore, questa serata possa essere una serata importante per le nostre anime, per il nostro spirito, Padre. Ti chiediamo che tu oggi possa aiutarci, Signore, a ritornare a te, Signore, alla tua presenza, Padre, che oggi possiamo riconoscere l'importanza di avere una relazione con te, Signore, ma soprattutto ritornare a una lode vera, Signore, verso di te, Padre. Grazie per questo momento, Signore, opportunità di essere in mezzo dei fratelli, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, sconfido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, sconfido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, 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 oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Lontano da te mi sento solo e senza te non mi trovo, senza il tuo amore non ha senso la mia
penserò soltanto a me, ma cercherò solo te. Senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Senza te non mi trovo, senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Non penserò soltanto a me, ma cercherò solo te. Senza il tuo amore non ha senso la mia vita. Ed io mi pento a te, mi prostro. Ed io mi
cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro, nessuno è come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Tra le tue braccia mi sento al sicuro, nessuno è come te, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei nessuno come te. Signore, non c'è nessuno in questa terra come te, Padre, non c'è nessuno in questo universo come te, Signore. Questa sera, Signore, noi siamo qui con un cuore spezzato, Padre, davanti a te, davanti alla tua presenza, Signore. Noi sappiamo che non siamo degni della tua grazia, sappiamo che non siamo degni dell'amore che hai verso di noi, Padre, ma ti chiediamo in questo momento che tu possa curare i nostri cuori, Signore. Nessuno è come te, Signore, nessuno cura i nostri cuori come te, Signore. Nessuno si prende cura di noi, dei nostri corpi, delle nostre menti, Padre, delle nostre vite. Che questa sera le nostre voci possano lodarti, Padre, e che possa essere una lode che viene dal cuore, Signore, una lode vera, Padre. Amen.
Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Io lo lodo, Egli è esaltato, per sempre esaltato, io loderò il suo nome. Egli è il Signore, la sua verità regnerà, la terra e il cielo gioiscano nel suo nome. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Io lo lodo, Egli è esaltato, per sempre esaltato, io loderò il suo nome. Egli è Signore, la sua verità regnerà, la terra e il cielo gioiscano nel suo nome. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Egli è il Signore, la sua verità regnerà, la terra e il cielo gioiscano nel suo nome. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Egli è esaltato. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Egli è esaltato, il Re è esaltato nel cielo. Questa sera, Signore, noi ti lodiamo, Padre, e dichiariamo che tu, Signore, sei eterno, Signore. Tu ti prendi cura di noi, nessuno è come te, Padre. Tu sei esaltato, Signore. La nostra lode va a te, Signore, perché tu sei l'unico che è degno di questa lode, Padre. Lode al tuo santo nome, Signore, che quest'oggi, Signore, dei cuori possano aprirti, Signore, davanti alla tua presenza, alla tua parola, Padre, e che il tuo Spirito Santo possa toccare i nostri cuori, Signore, e che i nostri orecchi, Signore, possano sentire con chiarezza la tua voce, Padre. Ti ringraziamo per questo momento, Signore. Amen. Potete sedervi. Buonasera. Possiamo pregare un'altra volta? Signore, grazie per questa giornata, grazie per questo stare insieme, grazie per questa chiesa. Ti ringraziamo per questa riunione dei giovani che ci sono ogni sabato, Signore. Benedici ogni famiglia qua presente, Signore. Benedici ogni giovane qua presente, Signore. Metti i tuoi angeli attorno a noi, alla nostra casa, dove andiamo, nella nostra scuola. Non lasci niente di male succedere, anzi che il tuo Spirito possa spingerci affinché il tuo nome sia glorificato dovunque andiamo, Signore. Nel nome di Gesù preghiamo per stasera che possiamo riflettere
nella tua parola, soltanto nella tua parola, Signore. Che il tuo Spirito Santo possa aiutarci a capire ciò che vuoi da ognuno di noi, Signore. È questo che ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Wow, la mia voce adesso è più forte. Io sono contentissimo di essere qua con voi. Chi mi conosce qua già? Metà di voi mi conosce. Mi chiamo Glauber Destro. Prima volta che sono venuto qua in questa chiesa c'è stato nel 2010 e da 2010 conosco alcuni di voi e sono contentissimo di vedere il gruppo di lode. È stato semplice, però per me solo vedere Patrick pregando e ministrando la lode, Letizia cantando qua, i ragazzi lì dietro, questo mi fa gioire molto, vedere Giada, Gabriel, Brad Pitt, tanti di voi qua presenti. Sono contentissimo, ragazzi, di essere qua. Il pastore mi ha dato 30 minuti, ecco, 30 minuti. Ho paura di questi 30 minuti, non so, spero di riuscire a farlo in tempo. Vi racconto un po' la mia testimonianza, mia e della mia moglie. Puoi alzarti, amore, per favore. Vanessa Cruz, la mia moglie. Lei è americana, però parla portoghese, non c'è problema. Parla italiano e spagnolo. Io sono venuto qua in Italia da 2010, 11, 12, però ancora non avevo studiato teologia. E Dio mi diceva, tu devi studiare teologia. E ho cercato di cercare un seminario biblico sano, buono, e non ho trovato tanti. E alla fine ho trovato in Ungheria. Siete mai stati in Ungheria? Bellissima. Budapest, la capitale, bellissima. Dovete andare. E quindi sono andato lì nel 2010, gennaio 2010, e sono rimasto lì per 2 anni. 2013. Tutto l'anno di 2013-2014. E ho studiato teologia lì nel Word of Life Bible Institute, Istituto Biblico Parola di Vita. C'è la parola di vita qua in Italia, conoscete bene. Ed è bellissimo, ragazzi. Se voi volete studiare la Bibbia per un anno, full time, andate lì in Ungheria, ci sono tantissimi giovani americani. Nel mio dormitorio eravamo in 9 ragazzi di 8 nazionalità diverse. Romania, Italia, Francia, americani, brasiliani. Ed è bellissimo. Ogni settimana tu studi un libro diverso della Bibbia, praticamente, e inizi non sapendo quasi niente del libro della Bibbia, e quando arriva giovedì, venerdì, tu sei appassionato e vuoi studiare di più. No, finito. Prossima settimana andiamo già da un altro libro. E ci fa appassionarci della Bibbia tantissimo. Questa è la mia Bibbia, è piena di appunti. Spero che ognuno di voi avete la vostra Bibbia. No, qua non c'è bisogno, però a casa e fare dei tuoi appunti. Questo è buono, è meglio che avere soltanto digitale. Dunque, lì in Ungheria è una scuola bellissima. Se volete studiare teologia, vi consiglio di andare lì, 1 anno oppure 2 anni. E anche lì ho conosciuto Vanessa e poi ci siamo sposati, da 6 anni che siamo sposati. Dunque, se voi siete single e andate lì, imparerete molto la Bibbia. Ecco. Il mio messaggio stasera, in verità, non è 100% una predicazione, perché ho studiato che in una predicazione c'è una predicazione battista, c'è
l'introduzione, qualche illustrazione, poi un tema chiaro, il versetto, la preghiera, poi 3 punti. Deve essere 3 punti, non 4. Di solito 3 punti, poi la conclusione per finire, conclusione che c'entra con l'illustrazione che hai fatto all'inizio, per finire così bene. Però vorrei un po' chiacchierare con voi riguardo l'evangelizzazione, più riguardo discepolare, fare discepoli. Chi di voi ha condiviso Cristo ad un altro? Ha parlato di Cristo ad un altro? A parte Giada, che un anno ha vissuto facendo solo questo, no? Chi di voi? Alza la mano. Quasi tutti voi. Che bene. Leggiamo insieme Matteo 28, 18 a 20. Forse sapete a memoria questo. Oh, c'è anche qua, che bello. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Questa è versione nuova ricevuta 2006. Parlando di evangelizzazione, persone essendo salvate da Cristo, per Cristo, cosa Dio sta facendo qua in Europa? Mentre io vi dico questo, cosa Dio sta facendo qua in Europa, sono andato a Verona, ho parlato con una centinaia, 120 missionari brasiliani qua, e poi 2 mesi fa, più o meno, no amore? In Grecia eravamo in un'altra conferenza con altri 100 missionari americani, condividendo anche ciò che Dio sta facendo qua in Europa, e io vi dirò questo, però mentre vi dico questo, prendete il vostro cellulare per favore. Alcuni avevano già in mano il cellulare. Prendete il vostro cellulare e entrate nell'app che volete fare degli appunti. Non so, OneNote, Note, per fare degli appunti. Ok? Scrivete 5 cose. Famiglia, la seconda è parenti, i tuoi parenti, la terza è i vicini, vicinanza, i vicini di casa, la quarta è scuola, se studi, spero che studi, e la quinta e ultima lavoro, se lavori, spero che lavori. Quindi sono 5, ok? Famiglia, i tuoi parenti, vicini, scuola, lavoro. Ok. Mentre io vi dico alcune cose ciò che Dio sta facendo qua in Europa, potete scrivere chi della vostra famiglia, dei parenti, dei vicini, delle scuole del lavoro ancora ha bisogno di ascoltare più di Cristo. Ok? Fate questo. Spero che ci siano una ventina di nomi, una trentina, non importa. Iniziate a scrivere, ok? Ok. Io so che la realtà qua del Vangelo, qua in Italia, anche per tutta l'Europa, è una sfida. Anche voi sapete che è una sfida. Forse nella vostra scuola, nell'università, tu sei l'unico o uno dei pochi credenti nella scuola. Giovani che non credono in Dio, è una grande verità qua attorno. Giovani che non vogliono venire in chiesa. Post-cristianesimo, avete sentito questo? Cioè coloro che pensano che il cristianesimo è passato, non ha funzionato, non funziona più. Però Glauber, sono qua
per dirvi che il campo è pronto, la messe è pronta, come c'è scritto nel versetto. Il problema sono gli operai. Quindi, in verità, qua in Italia il campo è pronto. Il problema siamo noi, gli operai, che forse non stiamo facendo il lavoro di andare e fare dei discepoli. Dio, comunque ci sono delle persone che stanno facendo molto questo, e io spero che ognuno di noi qua, a partire di oggi, ancora di più possiamo fare questo, che è fare dei discepoli. Dio ancora sta facendo grandi cose qua nel mondo, qua in Europa. In Nepal, ti ricordi amore? Nepal c'è un missionario che ha discepolato tante persone e ha aperto tante chiese. In Grecia con i refugi, come si dice? Rifugiati, tanti si stanno convertendo a Cristo, e 2 o 3 credenti in Grecia, in una isola, non mi ricordo quest'isola, hanno iniziato ad evangelizzare, e 600 persone si sono salvate, hanno iniziato una chiesa lì dentro. Poi piano piano loro da Grecia vengono qua in Europa e si sono sparsi qua in Europa. Comunque questo ragazzo che ha iniziato, questo giovane, lui è andato in Germania con la sua moglie e ha iniziato a cercare gli altri ragazzi rifugiati, ed ha trovato alcuni, e adesso hanno decine di chiese, hanno aperto decine di chiese, non chiese il tempio, ma chiese nelle case, e centinaia di rifugiati specialmente si stanno convertendo. Questo in Germania. C'è un altro progetto in Estonia, chiamato M4. E questo progetto, quando entriamo nel loro sito, se vuoi entrare, non adesso, m4europe.com, troverete nella pagina principale che c'è il nostro progetto. La nostra visione è che ci sia una nuova chiesa ogni giorno. Guarda che visione è questa. E loro stanno compiendo questo, più di una chiesa, mi hanno detto ieri, ogni giorno, perché la loro strategia di fare delle chiese è un po' diversa, e stanno riuscendo a discepolare tante persone. Ed io voglio che anche noi possiamo avere un stile di vita dei discepoli, come abbiamo letto qua e leggeremo tante volte stasera, no, in mezz'ora. Vedremo che Dio vuole questo di noi. Questa è la grande commissione, no? Qua a Treviso, Dio sicuramente ha un grande progetto per ognuno di noi, e questo c'entra l'evangelizzazione, c'entra il discepolare altre persone verso Cristo. Sicuramente tu fai parte di questo progetto. Non so se lo stai compiendo, però Dio ti ha messo qua. Forse tu non sei nato qua, Dio ti ha messo qua ti ha portato qua in questa città. Forse tu sei nato qua, però i tuoi genitori, la tua famiglia, Dio ha messo qua, e Dio ha un progetto per la tua famiglia. Voglio che voi siete la luce in questa città, in questa regione. Versetto 19 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Cos'è discepolare? Discepolare è uno che cammina insieme con il suo mestre. Quindi noi siamo dei discepoli, noi vogliamo camminare con Cristo. E Gesù ci dice: fate miei discepoli tutti i popoli, cioè io devo andare a scuola mia, nel mio lavoro, dove vado, nella mia città, dove Dio mi ha messo, e fare dei discepoli, cioè che altre persone iniziano, come io sto facendo, cercare Cristo.
E cosa devo insegnargli per cercare Cristo, per crescere come un discepolo? C'è scritto anche qua, osservando tutte quante le cose che Cristo ci ha comandato. Chi è un discepolo? Un discepolo sarebbe solo gli apostoli? Sarebbe solo i pastori che discepola gli altri? O sono tutti i credenti? Tutti i credenti sono discepoli? Secondo voi? Ecco, tutti noi. Quindi se tu sei un credente, lo scopo della tua vita, il proposito della tua vita, della Chiesa, non è essere discepolato, è solo questo, solo ascoltare la predicazione, è solo questo. No, la grande commissione che Gesù Cristo vuole per noi è che noi andiamo dovunque, andiamo e facciamo discepoli, suoi discepoli. Glauber, però io sono nuovo nella fede, sono nuova nella fede, non so come fare questo. Io vi dico che anche molte persone nel Nuovo Testamento, quando leggiamo il Vangelo, erano nuovi nella fede, ma Cristo gli ha detto: andate alla vostra città, tornate lì e dite tutte le cose che sono successe con voi. Quindi anche una persona nuova nella fede, Gesù vuole che condivida quello che è successo con te, con noi, cioè questa trasformazione che Gesù ha fatto nella nostra vita. E poi se un giorno, dopo che tu hai condiviso Gesù Cristo, la trasformazione che Gesù ha fatto o sta facendo ancora nella tua vita, e la persona vuole ricevere Cristo e andare e ha tante domande e tu non sai queste risposte, tu puoi dire: beh, io sono nuovo nella fede, vedo che adesso anche tu sei nuovo nella fede, quindi andiamo insieme, scopriamo insieme la verità, apriamo la parola, leggiamo Giovanni, per esempio, e cresciamo insieme. Quindi anche tu, essendo nuova nella fede, approfittiamo l'opportunità di ogni opportunità che Dio ci dà quando tu senti, sei a scuola, sei in McDonald's, sei seduto in una piazza e tu senti: devo parlare di Cristo a questa persona, devo vedere come questa persona, se c'è qualche problema, se va bene, se posso pregare, se conosce la Bibbia, parlare qualcosa di spirituale. Sto sentendo che c'è qualcosa, vai, fai questo. Se lo Spirito Santo ti sta spingendo a questo, fallo, anche se sei nuovo o nuova nella fede. Consolidare o avanzare, cioè rimanere fermo crescendo nella Bibbia, o devo per poi avanzare, oppure posso avanzare. Mentre tu stai avanzando, Cristo ti mostrerà la via per consolidarti. Chi devo fare discepoli di Cristo? Un discepolo di Cristo? Vi dico due cose. La prima è: avete scritto i nomi, no? Avete finito già di scrivere i nomi? Quindi io vi consiglio, il primo gruppetto a chi noi abbiamo bisogno di condividere Cristo sono questi nomi che tu hai scritto nel tuo cellulare. Amen? Amen? Questo elenco di nomi è un elenco, una lista di cui noi abbiamo bisogno di pregare per loro. Preghiamo per loro ogni giorno, ogni settimana, però più di ogni settimana, quasi ogni giorno preghiamo per queste persone. Noi abbiamo Gesù Cristo ti ha trasformati, noi amiamo lodare, adorare Cristo qua, però non possiamo, abbiamo bisogno di condividere questo agli altri, non possiamo lasciare questa preziosa cosa solo con noi. E io non riesco, molto probabilmente, non riesco ad entrare nella scuola dove tu studi, nel lavoro dove tu fai. Tu sei la persona principale per condividere a Cristo a queste persone di cui hai scritto adesso. Quindi
che tu sia il discepolo, che tu sia la persona che raggiungerà a Cristo queste persone. Amen? Preghiamo per queste persone e ogni settimana un consiglio che vi do, una pratica semplice è ogni settimana almeno 3-5 persone di questo elenco intenzionalmente cerchi di parlare di Cristo. Posso pregare per te? Cosa sta succedendo con te? Tu hai qualche scopo di vita? Pensi qualcosa che questa persona sta passando, in che livello, se è che possiamo dire questo, livello spirituale, nella conoscenza di Cristo, che questa persona forse non c'è? Domandi, chiedi a questa persona, però fai qualcosa durante la settimana, almeno 3-5 persone ogni settimana. Vedrai che alla fine dell'anno non è che voglio raggiungere una persona all'anno. Possiamo più di questo, che ogni settimana 3-5 persone che tu riesca a condividere Cristo di qualche modo. Amen? Quindi in questo elenco che avete fatto, preghiamo ogni giorno, quasi ogni giorno, ogni settimana sicuramente, e cerchiamo con 3-5 persone a parlare di Cristo con queste persone. Questa è la prima cosa che volevo dire riguardo la domanda a chi devo fare discepolo di Cristo. La seconda risposta è nel versetto 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Dunque, sia questo elenco che io ho, però anche tutte le persone, i rifugiati che ci sono qua a Treviso, le persone di altre nazionalità, tutti i popoli che ci sono qua in Italia, io ho la responsabilità di condividere Cristo. Amen? Ok. Gesù, quando leggiamo il Nuovo Testamento, i Vangeli, noi vediamo che Gesù ha condiviso, ha evangelizzato, ha parlato riguardo il regno di Dio nel momento più inaspettati, nei momenti più inaspettati. La donna samaritana, uno che voleva una guarigione. Dunque, noi, molte volte, anche io, mi sveglio, mi sistemo tutto e devo andare al supermercato e l'unica cosa che voglio fare è andare al supermercato, punto e basta, non voglio parlare con nessun altro. Sono qua per studiare, faccio le mie cose negli studi, a scuola, nell'università e torno a casa e basta. Vado a lavorare, no, qua non si può parlare di Cristo, quindi faccio il mio lavoro e basta e ritorno. Stiamo perdendo dell'opportunità. Lo Spirito Santo vuole, oggi, domani, un altro giorno, che noi parliamo di Cristo. Quindi siamo più sensibili ad ascoltare lo Spirito Santo che è in noi e parlare con gli altri. Principalmente, almeno io dico questo, a quelli che stiamo pregando e vogliamo raggiungere a Cristo. Mi ricordo, io a Belluno, ho vissuto 3 anni a Belluno, facevo un studio biblico ogni venerdì con gli adolescenti in piazza, venivano 5-10 adolescenti, tutti credenti di 5 scuole soltanto, 10 credenti, guarda questo. E facevamo lo studio biblico e poi andavamo a mangiare, di solito al McDonald's. Ho comprato lì il McDonald's, la cosa, come si chiama, dei bambini, che c'è un Happy Meal, in inglese, benissimo, Happy Meal. E ho chiesto alla ragazza il regalo, lei mi ha dato, e poi ho pensato, quando sono andato a pagare, ho pensato, lei mi ha dato questo regalo, anch'io le do un regalo, cioè il Nuovo Testamento che avevo in tasca. E ho dato il Nuovo Testamento di Gideone, conoscete, no? Il Nuovo Testamento di Gideone, il piccolino. L'ho dato e lei ha detto, ma cos'è questo? Tu mi hai dato un regalo, io ti ho dato questo. E basta, ho pagato e abbiamo mangiato.
Poi siamo andati ad evangelizzare in centro Belluno e lei mi ha scritto un messaggino, perché c'era il mio numero lì, e mi ha chiesto: posso chiamarti? Beh, bene, sì. E mi ha chiamato, mi ha chiesto ancora un'altra volta: perché tu mi hai dato questa Bibbia? L'ho detto ancora un'altra volta: perché tu mi hai dato il regalo, allora ho pensato, mi è venuta questa idea di darti anche questo. Mi piace questo libro, lo leggo sempre, ogni giorno. Questo libro ha cambiato la mia vita e quindi ti ho dato anche questo. E lei mi ha detto: tu puoi tornare qua, possiamo parlare. E io sono tornato lì, lei ha chiesto al suo capo una pausa, un break, e sono andato lì e lei mi ha chiesto un'altra volta: perché tu mi hai dato, Glauber, questa Bibbia? Ho spiegato meglio, ho detto: guarda, io sono nato in una famiglia cristiana, una famiglia che crede in Dio, in Gesù Cristo, e abbiamo sempre letto la Bibbia, e Dio, io credo che Lui mi ha portato qua in questa nazione perché ci sono delle persone qua in Italia che Lui vuole avere una relazione con queste persone, però non c'è nessuno per dire questo. E Lui mi ha inviato qua per parlare, perché Dio è santo, noi siamo peccatori, abbiamo bisogno di Gesù Cristo. E ho spiegato questo a lei e lei mi ha detto: guarda, io questa settimana, io non sono credente, sono cattolica, però non vado in chiesa, però credo in un Dio, e questa settimana ho alzato gli occhi verso il cielo e ho detto a Dio: se tu ci sei, fai qualcosa, e vieni tu e mi dai questa Bibbia. E l'ho detto: beh, sicuramente Dio ti ha risposto allora. E lei poi gli altri venerdì è venuta, si è convertita, gloria a Dio, e ha iniziato a continuare. Lei studiava filosofia, quindi un po' complicato per capire le cose, il Vangelo, ed è stato bellissimo. Io mi ricordo, sarò più veloce qua, mi ricordo ero seduto in una piazza con la Bibbia a fianco, perché mi piace ogni tanto leggere la Bibbia fuori per succedere qualcosa, e sempre capita qualcosa. E poi è venuto un albanese, ha iniziato a parlare con me, e alla fine lui è venuto nella nostra chiesa, ha vissuto un anno con me. Io vivevo in una foresteria, la casa della chiesa a Belluno. Anche un musulmano, ero in una panchina, un'altra panchina, e ero davanti alle stazioni di treno, aspettavo gli adolescenti per venire, per fare lo studio biblico, ed è venuto questo musulmano e mi ha detto: questa è la Bibbia? Sì, è la Bibbia. E posso farti delle domande? Sì, certo, certo, puoi venire. E lui mi ha detto riguardo, molti di loro fanno questo, no? Riguardo la deità di Dio, di Cristo, la divinità di Cristo. E in quel giorno io stavo per condividere proprio questo, quindi nella mia mente c'era il versetto, c'era tutto chiarissimo, e c'è stato bellissimo. Lui è venuto nello studio biblico, e quindi come sto dicendo questo perché anche con Gesù, nei momenti più inusitati, più inaspettati, succedono queste cose. Noi dobbiamo, ragazzi, essere sensibili a quello che Dio vuole fare in questa città. Tu forse sei l'unico credente a scuola, sicuramente Dio vuole cambiare delle ragazze e dei ragazzi nella tua scuola, anche nel tuo lavoro, anche nella tua università. Se tu conosci altri credenti, fai un studio biblico, andate mezz'ora prima a scuola oppure durante il break della scuola e aprite la Bibbia e fare qualche studio biblico, qualche riflessione. Mi ricordo, io ero adolescente, questo in Brasile, e avevo un libretto di proverbi. Anche qua c'era il libretto di proverbi, ho preso tutti, c'erano solo 2, l'altra volta che sono venuto qua ho preso tutti. Però c'era il libretto di proverbi, amo molto il libro di proverbi, anche voi vi piace i proverbi? Dipende dalla versione, però c'era in portoghese una versione, nuovo linguaggio, Dodge, e capivo benissimo, mi piaceva tanto.
e io leggevo ogni giorno un capitolo. Giorno 17 leggevo il capitolo 17, giorno 20 leggevo il capitolo 20 e così via. E i ragazzi, io leggevo dentro della classe, mentre l'insegnante non stava insegnando, e mano a mano altri venivano e chiedevano: ma cosa stai leggendo? E io spiegavo questo: oggi è giorno 17, quindi sto leggendo il capitolo 17. Anch'io voglio leggere. E leggeva la ragazza, il ragazzo anche questo. Quindi facciamo di queste cose di modo che qualcuno può chiederti qualcosa spirituale, religiosa, e tu puoi spiegare che non siamo qua per una religione, ma una relazione. Voi avete sentito questo già tante volte, no? Non è una religione, ma una relazione con Cristo. Forse voi qua studiate insieme nella stessa scuola. Se caso avete scritto dei nomi delle tue amiche, dei tuoi amici, che anche un altro qua ha scritto, quindi fate qualcosa insieme per raggiungere questa persona a Cristo. Andate, voi due, voi tre, se conoscete una persona, tutti voi conoscete una stessa persona, due, andiamo a bere un caffè e parliamo, e voi parlate delle cose più spirituali. Qual è il tuo scopo di vita? Tu credi in Dio? E queste cose. Mi è passato già mezz'ora. Quindi finiamo. L'ultimo punto che vorrei condividere è come parlare di Cristo. Ogni tanto noi non sappiamo bene, ma io non so che cosa devo parlare. Ci sono tanti modi da parlare. Anche su YouTube tu puoi cercare in inglese, in italiano, forse diversi modi che ti aiuti a ricordare come parlare di Cristo. Vi dico una cosa che per me penso che sia semplice. Passato il giorno di cui ho incontrato Gesù e dopo questo con Gesù. Quindi io inizio dicendo cosa è successo, come io ero prima di Cristo, qual era il mio scopo di vita, se ero molto triste, i miei errori, i miei peccati, o avevo una malattia, non so dalla tua parte cosa sarebbe, ma sicuramente ci sono delle cose e c'è la cosa importante che è: io ero un grande peccatore, tutti noi eravamo peccatori, e quindi spieghiamo questo, come ero io prima di Cristo, poi spieghiamo il nostro incontro con Cristo. Può essere che questo incontro con Cristo non sia stato un giorno, un singolo giorno, ma un periodo di cui ho cercato Cristo e Lui mi ha mostrato la parola di Dio, o qualcuno mi ha spiegato. Comunque condividiamo questo momento, il periodo o il giorno in cui abbiamo incontrato Cristo, come io ho conosciuto Cristo, come tu hai conosciuto Cristo, come io ho creduto in Cristo, come ho confidato la mia vita in Cristo. Ho detto 3 CCC: conoscere, credere e confidare. Come ho conosciuto Cristo e la mia conoscenza di Cristo, questa parte è molto importante di condividere agli altri. Ciò che è successo nella vita di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, Lui ha risolto, quindi Lui ha il potere della vita e della morte e ci dà quindi la vita eterna. Lui è morto per noi, per i nostri peccati, e quindi se crediamo in Lui ci ravvediamo, pentiamo e viviamo con Lui, facciamo di Lui il nostro Signore e Salvatore della nostra vita. Allora sì, questa è la via giusta. Spieghiamo questo, e dopo, la terza parte è dopo di Cristo, cioè dopo la mia vita con Cristo, com'è? Che adesso vivo in pace, adesso Lui mi ha guarito, adesso Gesù è con me, e quindi spieghi tu
a partire dalla tua esperienza. A partire dalla tua esperienza. Questo è il migliore modo da condividere Gesù Cristo che ti ha trasformato. È io spiegare ciò che Lui mi ha fatto. E se qualche mese Lui ti ha fatto qualcos'altro, mi ha guarito in questo periodo, condividiamo agli altri. Ho letto il libro di Giovanni e ho imparato questo, condividiamo questo, che la parola è vita, è verità. Quindi, prima la mia vita com'era, prima di Cristo, quando ho trovato Cristo, e questa è la parte principale, non sono io la persona principale della storia, sì, Gesù Cristo, e dopo come sono adesso con Cristo. Avete capito? Cercheremo stasera di condividere uno agli altri la nostra testimonianza, faremo questa pratica, questo allenamento stasera. Conclusione, Dio vuole usarti. Io so sicuramente, sorella, fratello, che Dio vuole usarti. Dio vuole trasformare tantissime persone qua in questa regione, dovunque andiamo. La messe è grande, il campo è grande, pochi sono gli operai, però noi siamo operai, noi siamo credenti, noi siamo qua e quindi abbiamo questa responsabilità. Andiamo e facciamo più discepoli di Cristo. Amen? Ok. Chi di voi ama evangelizzare? Chi di voi ama imparare di più riguardo a discepolare? Come ti chiami? Paolo? Paolo, ecco. Apostolo Paolo, vieni qua per favore. Puoi venire qua? Vieni qua. Sapevi, no? No, tu che ti piace tanto evangelizzare, imparare su questo, tu puoi pregare per noi, perché già i 30 minuti sono passati già, quindi finiamo. Apostolo Paolo. Tu puoi pregare per favore? Sì, bene. Grazie Signore, ti ringraziamo per questo momento, Dio. Sappiamo che te stai qua in mezzo, Signore, parlando, che sentiamo la tua voce, Dio. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, Signore. Vogliamo chiederti, Signore, da essere in mezzo alle nostre vite, Padre, da aiutare noi a pregare la tua parola, a predicare, Signore, a parlare del tuo amore, di quello che hai per noi, Signore. Per questo, Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per la tua benedizione e conduci, Signore, al tuo cammino, Signore. Ti ringraziamo in nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Paolo. E adesso Samuel? Cosa? Lode. Quindi devo correre. Paolo, cosa fai? Vieni qua, Paolo. Amen. In questo momento avremo il nostro momento di offerte. Se volete dare qualcosa di vostro, quindi dal punto di vista economico alla Chiesa, potete farlo in questo momento. Ricordando però la cosa più importante che possiamo fare noi in questo momento è dare il nostro cuore, la nostra vita al Signore. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi così possiamo cantare quest'ultima canzone. Forte se spero nel Signore.
forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Vi chiedo in questo momento di chiudere i vostri occhi, che possiamo concludere il nostro culto e la nostra lode con una preghiera. Padre, ti ringraziamo per questo momento, Signore, grazie perché possiamo, anche questa settimana abbiamo potuto ascoltare la tua parola, Padre, che tu possa lavorare nei nostri cuori, Signore, dopo che la tua voce ha toccato i nostri cuori, Signore. Ti ringrazio per l'opera che fai in questa chiesa, Signore, per quello che fai con i nostri giovani, i nostri adolescenti, Padre. Grazie per tutto quello che fai per noi, Signore, perché noi sappiamo che nulla di quello che noi abbiamo ce lo meritiamo, Padre, e ti ringraziamo perché ti prendi cura di noi in ogni singolo giorno e sappiamo che il nostro futuro è nelle tue mani, Signore. Aiutaci a avere fede ogni giorno, Padre. Amen. Potete sedervi. Ancora 2 minuti della vostra attenzione. Era per svegliare qualcuno, se magari qualcuno si era addormentato. Dovete dormire di più, ragazzi. Ogni tanto vi vedo durante i culti che siete un po' così. Ma giusto per finire, ok? Ancora 2 minuti della vostra attenzione per i nostri classici annunci, che spero ormai sappiate in gran parte a memoria, perché abbiamo durante quest'estate 2 campeggi, in particolare parlando di quello degli adolescenti. Ragazzi, è vitale che voi vi iscriviate. Ok? Iscrivetevi. Parlando a quella fetta d'età 2005-2004 che hanno gli esami di Stato e quindi si ritrovano che a luglio non sanno effettivamente quando avranno gli orari perché lo scopriranno soltanto dopo gli iscritti. Voi nel frattempo iscrivetevi, mettete la caparra, poi vedremo, perché se aspettate fino alla fine, mi dispiace, è capace che qualcuno di voi rimanga senza posto. Non è un'esperienza che vorrei che qualcuno di voi vivesse, perciò mi raccomando, potete parlare con Pastor Sandro, come al solito abbiamo quei 50 euro di caparra per chiudere l'iscrizione da versare, per poi in successione versare la cifra completa, che sono 150 euro, 130 dal secondo figlio in poi. Per qualsiasi informazione comunque ne parlate con Pastor Sandro, che poi vi saprà indicare al meglio, ok? Iscrivetevi. Se avete fratelli minori che sono nella fascia d'età di preadolescenti, bambini o comunque quella, anche lì per favore convinceteli ad iscriversi, ok? I posti non sono infiniti purtroppo, perciò iscrivetevi il prima possibile. Poi abbiamo un incontro destinato alle coppie, se non mi sbaglio. Sì, continuando quella serie che è stata iniziata con Adamo ed Eva, la prima coppia, continua questa serie di studi, quindi il 18 maggio alle ore 8, qui in chiesa, c'è l'incontro delle coppie, che il 18 maggio cade di un sabato, ok, alle ore 20, perciò subito dopo il nostro culto. Come al solito, per qualsiasi informazione potete parlare o con Pastor Sandro oppure con Pastor Caio, che tra poco comunque ritorna dal Brasile, che lo salutiamo nel frattempo. E per concludere vorrei invitare qua davanti Glauber e Vanessa, perché mi pare giusto. Molti di noi, i più vecchietti qui, li conoscono, ma comunque è sempre un piacere che possano prendersi uno spazio qua per poter venire qui, e perciò vorrei concludere questo culto pregando per questa coppia che ha deciso di mandare così avanti l'opera di Dio. Perciò alziamoci in piedi, preghiamo insieme per loro, ringraziandoli di essere venuti, di aver portato questa parola. Ti ringraziamo, Padre, oggi per la vita di Glauber e di Vanessa, ti ringraziamo per la vita di
questa Chiesa che li ha potuti accogliere. Grazie Padre per la parola che ci è stata portata stasera e per quello che questa coppia ha già fatto, per quello che riguarda missioni e soprattutto missioni in Europa. Ti prego Padre di continuare a benedire il loro operato, di continuare a benedire le chiese che continueranno ad accoglierli ancora per poter perseverare in questa loro missione e poter continuare a istruire nuovi giovani ed evangelizzare e proclamare il tuo nome a tutti i popoli, a tutte le nazioni. Noi tutto questo ti chiediamo sempre solo perché siamo figli tuoi attraverso il sacrificio di tuo figlio Gesù. Amen. Perciò vi ringraziamo ancora una volta, ringrazio tutte le persone a casa e ringrazio tutti quelli che sono venuti. Buonasera.